C'è spazio anche ad un po' di autocritica nel discorso di fine anno del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che avoca a sé però il beneficio della buona fede. Il suo cruccio resta il rilancio del casinò. Io avevo pensato di partire subito con il rilancio della business principale che era il gioco e invece mi accorgo che bisogna ricominciare invece a fare, probabilmente assieme ovviamente ai dipendenti, al sindacato, questo sarà per forza un discorso da fare pubblicamente anche in Consiglio Comunale se serve, una proprio riorganizzazione, una ristrutturazione proprio dell'impresa. Evidenzia però il cambio di impostazione della gestione della cosa pubblica. La cosa pubblica può accumulare benessere per la città. La cosa pubblica deve creare reddito come lo crea l'azienda privata. E credo che questa cosa nel tempo, magari quando io non ci sarò più, si vedrà evidentemente. Attenzione, non ci sarò più dal punto di vista politico. 2 consiglieri eletti nella lista fucsia, quella del sindaco, sono passati al gruppo misto. Me ne faccio una ragione, dice Brugnaro, che aggiunge che la politica gli fa schifo e ribadisce il suo essere trasversale. Durante la conferenza viene presentato il nuovo assessore al commercio, Francesca Davilla, leghista. Io ho sempre avuto i consiglieri della Lega nella mia amministrazione, persone assolutamente per bene e assolutamente efficaci nell'azione amministrativa. Aggiungo che i 2 consiglieri della Lega che la Lega ha in Consiglio Comunale sono votato con la maggioranza, sempre il bilancio, non ci sono mai state distinguo se non proprio minime cose. Giù le mani da porto ed aeroporto. Le navi da crociera, secondo me, e da lì nasce la mia arrabbiatura, non devono andare nel cuore dell'area industriale. Questo sto dicendo io. Credo che non sia nell'interesse dei veneziani, non è nell'interesse degli lavoratori e non è nell'interesse delle imprese. Allora, se non è nell'interesse della città, te lo devo dire perché ho questo mandato, questo vincolo di mandato. Tutto qua, si ferma qua la mia polemica e sarò sempre collaborativo. Lo sarò sempre col Presidente della Regione, lo sarò col Presidente del Consiglio, quale che sia. Sono filo governativo in questo senso, perché governare è difficile e bisogna affrontare le cose con la massima lealtà anche istituzionale, perché continuerò a dare ovviamente lealtà istituzionale anche al Presidente del Porto, ci mancherebbe altro, quale che sia. Vogliamo dire che Save non si tocca e vogliamo difenderla perché è un bene di tutti, è un bene di tutti. Ho sentito parlare di conflitti di interesse, credo che sia l'interesse principale della città sia quello di difendere l'aeroporto, per cui tutt'altro è proprio il mio interesse quello di difendere l'aeroporto e per cui quello che noi staremo lì a fare è soltanto quello di spiegare quanto noi invece vogliamo che l'aeroporto progredisca e continui sulla strada che sanno già fare benissimo da soli. Grazie e buon anno a tutti.